Gli agenti della polizia locale di San Michele al Tagliamento hanno ritrovato i due fratellini di 5 e 7 anni, un maschio e una femmina a Bibbione, la cui scomparsa insieme al padre in Repubblica Ceca era stata segnalata lo scorso 19 agosto. Gli agenti hanno notato l'auto con targa ceca parcheggiata nel campo di una zona periferica con l'uomo e due bambini all'interno, ma una volta interpellato il padre ha dato spiegazioni che non hanno convinto gli agenti, che quindi hanno avviato accertamenti attraverso le banche date europee, scoprendo che su di lui pendeva una denuncia di scomparsa presentata dalle autorità ceche insieme alla segnalazione dei minori. È scattato così un articolato iter investigativo tra Italia e Repubblica Ceca, la Procura della Repubblica di Pordenone e quella dei minori di Trieste, ed è risultato che la mamma dei bambini è l'unica affidataria e il padre non li aveva più riportati da lei. Rintracciata all'alba in Repubblica Ceca, la mamma si è messa in viaggio e una volta in Italia ha potuto riabbracciare i suoi figli che nel frattempo erano stati accolti in una struttura protetta. Il padre è stato deferito per porto abusivo d'arma, poiché in auto sono stati rinvenuti una pistola priva di tappo rosso tipo scacciacani con munizioni e un tirapugni. Al comandante Filippini e agli uomini della nostra polizia locale vanno parole di profonda gratitudine e stima, la dichiarazione del sindaco Flavio Maurutto.